Quante volte a noi cosentini è capitato di fare delle passeggiate qui sul ponte di San Francesco per ammirare nel miglior modo possibile la storia di Cosenza racchiusa nel centro storico. E tante volte, pure a me personalmente, è capitato di imbattermi in questa scultura. Giorgio Castriota Skanderbeg, un eroe, un combattente, un guerriero. Ci allontaneremo dal centro Bruzio per raccontare la storia di questo importantissimo condottiero. Ovviamente ragioneremo per punti, perché parlarvi della sua vita, delle sue gesta, in 20 minuti lo vedo un po' difficile. Ebbene, lo zaino è pronto. La macchina del tempo l'abbiamo impostata al XV secolo e direi che è fatta ora. Il viaggio deve partire. Come ben vedete, quest'oggi siamo un po' inusuali per noi del viaggio nella storia, non ci addicono questi vestiti. Mari, dovremmo camminare, quindi non penso che siano i vestiti adatti. Finalmente sono nei miei panni. Andiamo. Siamo un po' contro luce, ma non ci fermiamo. Vi racconterò la storia di Skanderbeg, o almeno cercherò di raccontarvi la storia del condottiero e della sua forza, che riuscì ad accomunare quel suo fuoco a tutti gli albanesi del XV secolo per opporsi ad una guerra, ad una sottomissione quasi certa, che era quella contro il sultano Murad II. Ci muoveremo tra alcune famiglie aristocratiche albanesi del XV secolo, come i Topia, che erano presenti nei loro possedimenti intorno al territorio di Durazzo, o come i Musacchi, che approfondendo lo studio su questa famiglia, pare che gli ottomani, secondo alcuni storiografi, ci raccontano un evento raccapricciante. Proprio avvenuto a questa famiglia, pare che 5 figli di uno dei capi di questa famiglia vennero uccisi brutalmente a martellate, per poi spostarci al nord, nei territori dei Castriota. Quindi, cari amici telespettatori, non è un caso la nostra presenza in questo posto. Non vi svelo il motivo della nostra scelta per raccontarvi l'eroe albanese, proprio da San Demetrio Corone, perché ne faccio il motivo con cui spero rimarrete attaccati al televisore. Ho il piacere di avere qui con me il professore Maziotti, che ci accompagnerà in questa visita per quanto riguarda la vita e l'importanza che questo personaggio ricopre in queste comunità. Professore, io vi ringrazio per la sua disponibilità e la sua professionalità nell'accompagnarci in quello che vogliamo spiegare ai nostri amici telespettatori da casa. Noi vediamo questo busto ad oggi, ma l'importanza che ricopre un personaggio come Skanderbeg all'interno delle vostre comunità. Grazie a voi per l'attenzione che avete avuto verso San Demetrio Corone. Questo, mi lasci dire, è uno dei tanti busti dedicati all'eroe nazionale albanese presenti nelle 50 comunità comprese le frazioni al Bresce, disseminate dall'Abruzzo alla Sicilia. Mi sono avvicinato al mondo Albrecht troppo tardi, oserei dire, ma credetemi, basta immergersi quel poco che basta per comprendere l'amore che hanno per la loro storia e le battaglie che intraprendono giorno dopo giorno per difendere le loro tradizioni.
sono motivo di apprendimento per il sottoscritto e spero anche in chi ci ascolta. Noi ci siamo messi in questo studio per raccontarvi perché questo interessamento dell'impero ottomano proprio per l'Albania. Si sono fatte tante supposizioni e anche noi ce ne siamo fatti una. Probabilmente, non oso dire con certezza, proprio per la posizione che il territorio albanese ricopriva, poteva far gol all'impero ottomano, con la probabile idea di un'espansione poi dopo in Occidente e quindi usarla come roccaforte. Prima di entrare nel dettaglio e raccontare la storia che ci siamo prefissati di raccontarvi questa sera, trovo giusto soffermarmi sulla posizione strategica che ricopriva l'Albania, situata al centro tra i grandi stati come Roma, capitale del cristianesimo, e quello che riguarda il mondo occidentale, e Costantinopoli, all'Oriente. Ora voglio mostrarvi un particolare. Allora, qua ho cercato di dividere in una cartina che abbiamo fatto noi, che vi mostrerò subito dopo in schermata. Ok, questa è la mappa sovrimpressione. Come cercavo di ripetere in precedenza, l'Albania era un territorio diviso tra varie signorie. L'unione era una cosa impensabile, troppi rancori tra un gruppo ed un altro, troppo era il rischio e di questi problemi l'impero ottomano ne era a conoscenza. Ci muoveremo nel centro storico di San Demetrio, proprio per intraprendere il ricordo del nostro Giorgio Castriote e il collegamento che è ancora presente sul suolo della provincia di Cosenza. Ma direi basta con le premesse e ci incamminiamo verso il nostro discorso. Ed abbiamo anche una risposta a questa domanda. Giovanni Castriota, come moltissime famiglie albanesi di quel periodo, si è trovato faccia a faccia con il nemico e pagò a caro prezzo, come abbiamo detto insieme al professore Mazziotti, lo scontro con gli ottomani, dovendo consegnare i suoi 4 figli maschi al sultano. Il piccolo Giorgio così dovette abbandonare la sua terra natia e se cerchiamo di focalizzare il più possibile questo momento, questa immagine storica, possiamo ripercorrere le emozioni che hanno pervaso il piccolo Giorgio che poteva avere all'incirca 9 anni. Giovanni Castriota era un abile politico, il padre del nostro protagonista. Vista che la minaccia degli ottomani era sempre presente per il popolo albanese, lui iniziò a tessere nella sua tela parecchie alleanze. Cercò di allearsi con la Repubblica di Venezia, con la Repubblica di Ragusa e anche con lo Stato Pontificio. Il padre di Giorgio dovette consegnare malvolentieri ovviamente al sultano non solo un figlio, ma anche altri 3. 4 figli maschi. 4 figli maschi che furono educati, dovettero abbracciare l'Islam, loro erano cristiani. Per la sua intelligenza, ma anche per le doti come stratega, imparò l'arte della strategia militare, tant'è che a 18 anni il sultano gli affidò addirittura il comando di una... Divenne ufficiale dell'impero ottomano. Quindi diciamo ricopri un'importante carica militare. Esatto. Bene. Però sarebbe un ossimoro, cioè il padre ha combattuto contro chi lo stava inserendo all'interno di una macchina statale, socio-economico, militare, che era quella dell'impero ottomano. Cioè, la domanda che uno potrebbe farsi: perché ha deciso di abbandonare l'impero ottomano? Cioè, lui era ufficiale, aveva una carriera brillante davanti, per combattere una guerra che fondamentalmente il popolo albanese non poteva vincere sulla carta. Cioè, l'impero ottomano era una delle più grandi potenze mondiali all'epoca, parlando sempre contestualizzando. Soprattutto militarmente disponeva di un esercito poderoso. Cioè, perché questo magari? Sarebbe una bella domanda. Cioè, io ho una carriera davanti, posso fare carriera davanti, invece no, decido di combattere il più potente, di ribellarmi, di ritornare alla mia patria e battermi per questo. Ma chi era questo Murad II?
uno dei più grandi sultani che abbia mai regnato. Sotto il suo regno si sono combattute numerosissime guerre contro vari popoli dell'Est Europa e altrettante per espandere i suoi territori. Ma la cosa più importante, che sono sicuro possa risultare più comune o più affascinante, è la seguente. Murad II era il padre di Mehmed II, Maometto II, colui che più in là nella storia scriverà con il sangue una conquista leggendaria, la presa di Costantinopoli. E pare che proprio durante quel periodo della sua gioventù gli fu affibbiato quel soprannome che l'accompagnerà in tutta la sua storia, Skanderbeg, che dovrebbe significare piccolo Alessandro, proprio in riferimento al più grande condottiero del mondo antico, Alessandro Magno. Quindi sembrerebbe lo scontro tra due famiglie, i Castriota contro gli invincibili sultani. Noi ne approfitteremo nel ripercorrere la storia dell'eroe muovendoci all'interno di San Demetrio Corone, dove la presenza del nostro protagonista è ancora viva, palpabile. Ovunque noi posiamo il nostro sguardo, possiamo ammirare il suo operato. Scorci che noi abbiamo già visto in una delle prime puntate del Viaggio nella Storia, dedicata a quel magnifico diamante che è il complesso di Sant'Adriano. Dunque cosa lo portò ad abbandonare una carriera sicura nell'impero ottomano, in quella che era divenuta la sua casa, per ritornare in quei territori che aveva abbandonato? Al di là delle scelte che poi verranno intraprese dallo stesso Castriota alla corte del sultano, fu allevato da Murad II alla religione di Maometto. Alla corte di Adrianopoli si forgiò sia in ambito militare che culturale. Studiò ed apprese differenti lingue. Intorno ai 17 anni divenne ufficiale dell'esercito turco. Aveva appreso il più possibile dalla potentissima macchina sociale, economica e militare che era l'impero ottomano. Ma soffermiamoci soltanto un momento, perché prima di continuare la nostra storia trovo giusto soffermarmi con quanto abbiamo citato in precedenza, e vale a dire la figura dell'eroe albanese nel nostro territorio. Il collegamento tra le comunità Bresh e Skanderbeg è ancora visibile ad oggi? Skanderbeg oggi di Skanderbeg si ha una visione più romantica, poetica. Skanderbeg è ai confini tra il mito, la leggenda e la storia. È una figura non solo ricordata e amata, ma anche viva nelle nostre comunità. Infatti, il suo nome domina su molti siti internet. A lui sono dedicate strade, piazze, scuole, sono dedicati anche attività commerciali, circoli culturali, e quindi è un ricordo molto vivo che si ha di questo personaggio. E inoltre in tutte le comunità albanofone, dall'Abruzzo alla Sicilia, tutte le 7 regioni italiane, in ogni comune e ogni frazione dove si parla l'albanese, di origine albanese, c'è un busto di Skanderbeg, come abbiamo visto anche qui a San Demetrio poc'anzi. Quindi il ricordo è ancora vivo, è principalmente. Molto vivo, molto tangibile. Ma i diversi puzzle stavano prendendo il loro posto e arriviamo al 1443. La battaglia di Niš, l'esercito della Mezzaluna contro Giovanni Hunyadi, un altro personaggio importantissimo, consentitemi di dire, fondamentale per la lotta agli ottomani. Ma qui la storiografia si divide nello svolgersi di alcuni avvenimenti scatenati proprio da questa battaglia. Skanderbeg, che ricordiamo era un ufficiale dell'impero ottomano, secondo quanto viene tramandato, usufruì della sconfitta ottomana per scappare e tornare in Albania. Altri riportano invece che vedendo l'Albania resistere al nemico,
provocò un forte sentimento di patriottismo in Skanderbeg. La verità non la sapremmo mai, ma questo è il bello della storia, che ci fa seguire questi diversi filoni con la possibilità, per gli studiosi appassionati, di indagare con la speranza di poter conoscere la verità. Ma torniamo a noi. Il ritorno in patria era veramente un rischio. Presentarsi alle genti d'Albania dopo essere stato allevato alla corte del sultano era impensabile per noi. Ma nonostante questo, lui tornò verso la sua terra natia, che accolsero in pompa magna il ritorno del figlio di Giovanni. Primo obiettivo, riprendersi Kruja che era caduto in mano turca, e naturalmente ci riuscì. Finalmente il popolo albanese aveva trovato l'uomo che poteva condurli alla ribellione, alla resistenza. Tutta l'Albania si riunì sotto il vessillo dell'Aquila Nera, con due teste in campo rosso. La guerra vera era così cominciata. Un'altra importante novità, fondamentale per il combattimento contro il sultano, era riunire i principi albanesi. Una cosa non da poco. L'odio e il pregiudizio dominava l'animo degli aristocratici albanesi, mettendoli l'uno contro l'altro. Così, ad Alessio, nel 1444, costituì la Lega dei Principi Albanesi. Ma prima... Ed eccoci qui al collegio di Sant'Adriano. Siamo qui non perché abbiamo sbagliato strada fondamentalmente, ma perché mi interessa un particolare che troviamo su questa iscrizione. Un'iscrizione posta in questo magnifico luogo per un ricordo molto importante per noi abitanti di Calabria. Allora, questa lapide posta nel 2018 ricorda un evento storico per San Demetrio, ma anche per tutte le altre comunità albrece e per la stessa Calabria. La visita contemporanea di due capi di Stato, il Presidente della nostra Repubblica, Mattarella. Sergio Mattarella, Sì. e il Presidente della Repubblica d'Albania. I due capi di Stato si sono trovati qui a San Demetrio, in questo posto, nel complesso del Sant'Adriano, il 7 novembre del 2018. Sì. Perché in occasione del 550° anniversario della scomparsa dell'eroe nazionale d'Albania, Giorgio Pesteriota, Skanderbeg. Due capi di Stato che si incontrano in questa antica ma allo stesso tempo moderna realtà. La prima battaglia non tardò ad arrivare. Torviollo, 1444, l'esordio ufficiale per i guerrieri albanesi, che scendevano in campo contro l'esercito preparato e forgiato di Murad II, e seguendo quanto ci riportano le fonti antiche, riuscirono attraverso varie strategie dello stratega Skanderbeg ad eliminare all'incirca 8.000 turchi. Una notizia che si diffuse con stupore ed incredulità nell'Europa. Il papato romano, che teneva d'occhio le politiche espansionistiche del sultano, e Napoli con Alfonso d'Aragona, fedele alleato di Giorgio, ma la storia qui ci parla di un trattato, una sorta di atto di vassallaggio vero e proprio che Giorgio fece con il re di Napoli, il che portò a un susseguirsi di eventi, di nuove ennesime spaccature tra i principi albanesi e l'intromissione di Maometto II in questo trattato, ma non possiamo approfondire con precisione dilungandoci pure in questo campo. La nostra storia è anche, come dire, una prova di come sia importante l'integrazione dei popoli. Esatto. Perché noi qui, quando giunsero i profughi dall'Albania, erano proprio albanesi, Sì. Eppure hanno trovato ospitalità, si sono integrati, hanno partecipato a quelle che sono state poi le dinamiche sociali, hanno partecipato alla storia di questi luoghi, non si sono isolati e hanno avuto anche un ruolo molto importante, che ovviamente gli è stato poi anche riconosciuto per le per l'attività che è stata svolta, per le testimonianze che sono state prodotte dalle nostre comunità, e anche diciamo questo ruolo, il ruolo importante del collegio italo-albanese di Sant'Adriano è una riprova del fatto che poi abbiamo avuto la possibilità di ospitare l'evento di 2 anni fa, quello che richiamavi tu, il 7 di novembre del 2018, che ormai diventerà una pietra miliare della nostra storia,
di avere 2 capi di Stato a San Demetrio, tra cui il Presidente della Repubblica Italiana. Sindaco, io vi ringrazio. Grazie a voi e vi aspettiamo sempre con molto piacere. Tralasciando gli eventi che ne seguiranno e alla caduta albanese, dopo la morte del nostro protagonista nel 1468, il popolo albanese, riunito sotto la rigida guida di Giorgio Castriota, riuscì nel loro intento di mantenere la sua indipendenza. Il fuoco della libertà bruciava nei cuori degli albanesi, si batterono come guerrieri invincibili e riuscirono a dimostrare al mondo quello che forse dovremmo apprendere anche noi come popolo. Solo insieme possiamo vincere. Solo insieme possiamo migliorare la nostra regione. Solo insieme. Solo noi.